delle Vignole, ancora io parlo decese, delle messe, dei funerali, tutti uguali davanti alla legge, una volta non tutti uguali quando se ne va accesa alla messa o ai funerali. Era per esempio collegiata Arco, non ieri, un po' di anni fa, la cosiddetta messa bassa era fatta nell'altare in banda del Santissimo da uno a turno dei cappellani che, essendo giovani, gli doveva alzarsi presto, di buon'ora. Poi era la messa conventuale, fatta a turno da uno dei tre canonici, mentre gli altri due i vardeva vestiti col rocchetto rosso, sempre in banda dall'altar maggiore. Poi era la messa cantata in terzo, che si chiama, cioè era fatta dai tre canonici, dal celebrante, diacono e subdiacono, mentre l'arciprete faceva da cerimoniere. E dopo che era le feste grandi e quindi il pontificale, e chi l'arciprete, che in quei tempi era parroco, decano, monsignoro, protonotario, apostolico, mitrato, infulato, e veniva vestito sull'altare dai sacri paramenti, mitra compresa, e che aveva una differenza dal vescovo solo perché non era vescovo. E il servizio liturgico di sti libri era svolto dai tarcisiani, che avevano una tonaca lunga bianca ornata da strisce di velluto bordeaux. Al pontificale veniva anche i pompieri in divisa. Intorno all'altare si sistemava i paggetti, cioè boccetti vestiti col costume di velluto blu degli antichi paggi delle corte, e le cosiddette crociatine, cioè era putelotte vestite con la versione femminile della tonaca degli antichi crociati. Per non parlare della processione del Corpus Domini. In prima fila i bocci dell'asilo, che adesso diciamo della scuola materna, era vestiti in maniera strana, e intorno al Redentore che portava il vessillo della croce, che era una serie di angeli con le ali di cartone, e una rappresentanza dei santi, San Giovanni Battista, San Francesco, Sant'Antonio, San Domenico, Santa Teresa, Santa Luigi, e anche la collegiata era vestita a festa, candeleri, reliquiari d'argento, drappi damascati, insomma sede rosse, solo l'altar maggiore. Poi arrivava la riforma liturgica e gli ha avuto via tutto, queste robe qua, per fortuna dico mia. Una volta che è difficile arrivare a 80 anni, perché dopo muore pochi. Comunque anche allora era funerali a seconda di quel che uno abbina assieme, disentela così. Era i ricoverati, qui nelle case di cura, i sanatori, e la Porazen che ne va via con un prete, con una cota, una stola nera, e a volte che era proprio l'arciprete che veniva a fare questo funerale, proprio per dire dai, dente che un tocco a sto squallore, a sta povertà che finissi gli ultimi dì. E che era un ceregò davanti che portava la croce, e la cassa da molla era di pez, cioè di abete, con sopra un coso nero. Lei era l'obit, cioè il funerale semplice. Poi era il mezzo capitolo, e un po' più su l'obit col capitolo. Questo, se il morto l'aveva pensato bene di lasciare qualcosa ai suoi eredi, cioè oltre al cappellano era anche a tutti e tre i canonici del capitolo della collegiata, venivano dai frati cappuccini del convento di San Martino o i francescani del convento delle Grazie, e tutti insieme in Eva Dio sta strozzica, sto funerale, insieme ai bocci della provvidenza, l'istituto assistenziale de Canime, demonio, e poi i bocci dell'asilo, tutti con suo mantello blu. Anche il numero delle campane che veniva droppato durante il funerale era a seconda
una certa graduatoria, cioè 1, 2, 3 a seconda dell'importanza di quel che moriva. Quando poi le suoniva tutte, anche il campanone, allora era l'hobby generale e officiava l'arciprete, capitolo dei canonici al completo, cappellano, ceregotti, coro dei cantori, frati dei ume dell'altro convento e ancora i bocci della provvidenza, i bambini dell'asilo, sempre con suo mantello. Allora Arcol era l'unica parrocchia, quindi l'hobby generale aveva steso anche quando veniva il funerale fatto lì vicino, nei altri posti. E era una sorta di gelosia dei ceregoti dei paesi che si vedeva tagliare fuori da quel che veniva da Arco. E un che racconta che spesso quando veniva di ritorno da questi funerali era sassaiole, cioè si tirava sassi, balotti, insomma anche allora.